La nostra missione è promuovere l'innovazione integrando tecnologie virtuali e infrastrutture fisiche per realizzare smart city basati sull'efficienza energetica e la tutela delle risorse idriche. Visita il nostro sito www.ideasrl.it/. Giornata da dimenticare per la strada Romea nel tratto che attraversa il territorio comunale di Chioggia. Poco prima delle 12.30 di oggi, al chilometro 77,200, lo scooter condotto dal 23enne chioggiotto Michele Scarpa, mentre procedeva, forse in fase di sorpasso, in direzione Venezia, ha impattato contro una Citroen C3 che era ferma in attesa di svoltare per Cavanella d'Adige. Per il ragazzo non c'è stato niente da fare, tanto che il suo mezzo a due ruote si è schizzato fino a quasi 200 metri dal luogo dell'urto, nei pressi del ponte che attraversa il fiume. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri, i tecnici dell'ANAS, il soccorso stradale e naturalmente l'ambulanza del 118. La circolazione è rimasta bloccata in entrambe le direzioni di marcia fino alle ore 15, causando notevoli disagi al traffico per via del formarsi di lunghe code, complice anche il cantiere al ponte sul Brenta. Poco dopo la liberazione della carreggiata, alle 15.30, un camion si è ribaltato tra Sant'Anna e Cavanella, bloccando ancora una volta la circolazione dei due sensi di marcia. È intervenuta l'ambulanza e, quasi 2 ore più tardi, le autogru per la rimozione del mezzo pesante. 2 eventi, il primo tragico, il secondo per fortuna meno, che riaccenderanno sicuramente le polemiche relative alla sicurezza dell'arteria e dell'assenza di alternative. Il disturbo. Niente, così volevamo sapere da dove viene, come mai è venuto qui a Sottomarina, come mai l'uso della macchina elettrica. Io vengo da Sant'Angelo, Piave di Sacco, uso la macchina elettrica perché mi consente di risparmiare soprattutto se viaggio in locale, diciamo in zona urbana. Sono qui a Chioggia per una breve, diciamo, un colpo di spiaggia, esatto, un colpo di spiaggia, dai. Ma lei veniva già a Sottomarina, immagino? Sì, venivo già a Sottomarina. E come ha saputo della colonnina? La colonnina c'è una rete che in qualche modo rintracci via app, sì. E quindi ho localizzato questa di questo parcheggio e quindi sono venuto direttamente qui, insomma, per poterlo utilizzare. Grazie mille e buona permanenza. Grazie. Questa mattina, nelle stanze di Palazzo Goldoni a Chioggia, si è svelata una nuova e interessante sinergia per quanto riguarda la cura dell'ambiente lagunare. Francesco Panteghine, presidente dell'associazione Amico Giardiniere, e Nico Gobbetti, promotori del progetto Laguna Pulita, dopo una prima presentazione in cui entrambi hanno esposto le attività per le quali si sono adoperati negli anni, hanno descritto l'idea che ora li vede coprotagonisti. Si tratta del progetto I Clean the Sea for You, ideato da Gobbetti, che vorrebbe riguardare principalmente i canali di Chioggia nei quali si trova galleggiante o ancorata sul fondo una grande quantità di rifiuti difficile da recuperare. Il progetto consiste nell'acquisto di un'imbarcazione di piccola stazza, agile, in modo da potersi muovere senza impiccio negli spazi dei canali, con un motore di bassa potenza per poter effettuare un servizio continuativo e gratuito, almeno 2 volte alla settimana, allo scopo di pulire la superficie dei canali ed eventualmente ciò che è recuperabile sul fondo, anche a chiamata. Ciò che serve ora sono i fondi per poter portare avanti l'idea. L'imbarcazione attrezzata comporta una spesa di 6.000 euro, 3.000 dei quali sono stati già raccolti. Amico Giardiniere e Progetto Laguna Pulita lanciano quindi un appello a quanti, privati e imprenditori, ritengano interessante l'obiettivo che si intende raggiungere, ovvero tutelare il fragile ambiente lagunare che circonda e attraversa Chioggia. Pesce cotto e birra crua non è un proverbio, ma il binomio che lega la tradizione del buon pesce di qualità alla birra artigianale. Fish & Beer, in Viale Venezia 8 a Sottomarina, ha rinnovato il suo negozio di specialità alimentari.
e ha riaperto all'insegna della qualità e del gourmet. Il pesce migliore anche cotto, le migliori prelibatezze culinarie e i migliori abbinamenti con le birre artigianali li trovi solo da Fish & Beer in Viale Venezia 8 a Sottomarina. Telefono 335 84 17 387. Inizierà martedì 22 giugno con il tour enogastronomico tra colazione e aperitivo la settimana delle emozioni, organizzata dal Consorzio di Promozione Turistica con Chioggia Sea, che anche quest'anno cerca di far vivere agli ospiti delle spiagge e dei centri storici alcune esperienze costitutive dell'identità territoriale, consentendo loro, come ha ricordato stamani l'assessore Daniele Stecco, di vivere in prima persona la vita della città. La presidente del consorzio, Silvia Vianello, ha fatto riferimento al carattere garantito di queste manifestazioni a cadenza fissa ogni settimana, lo stesso giorno, anche senza un minimo di partecipanti, che può variare da 1 a 15 o 20. Da quest'anno la prenotazione si può pagare direttamente online fino al 9 settembre. Dopo il tour enogastronomico di martedì mattina, il mercoledì sarà la volta della caccia al tesoro in pescheria e della visita al Museo di Zoologia Adriatica Giuseppe Olivi per i più piccoli. Quindi la notte fra mercoledì e giovedì l'attesissima visita guidata del mercato ittico all'ingrosso assieme ai biologi dell'Università di Padova e la sera di giovedì visita a casa di Carlo Goldoni. Quindi di venerdì e lunedì sera 2 appuntamenti nella vecchia Sottomarina per scoprire i murazzi, l'esterno del forte di San Felice, la diga e i segni del passato rimasti fra le case e i recalli. Tutte le escursioni e le esperienze emozionali sono prenotabili dal sito chioggiavenezia.com oppure al numero telefonico 041 40 18 46. SD Auto. Aperta a tempo pieno tutte le sue attività di vendita nella sede di Borgo San Giovanni 1195 a Chioggia e in quella di via Emanuele Filiberto 27 ad Adria. Noleggio auto, officina, carrozzeria e centro revisioni. SD Auto vi aspetta. Giunta alla quinta edizione, la rassegna letteraria Celibri è cominciata a ottobre scorso e interrotta a causa delle restrizioni sanitarie, per tornare ora con i 2 appuntamenti giocoforza mancati in autunno. Oggi dalle ore 18 nel chiostro del Museo Civico della Laguna Sud in campo Marconi a Chioggia, Stefano Spagnolo della Biblioteca Sabadino presenta il volume L'eredità dei vivi di Federica Sgaggio, assieme all'autrice definita raffinata e radicale, mentre giovedì 24, alla stessa ora e location, saranno di scena Eliana Albertini con Malibu e Miguel Viglia con Padova Land, 2 graphic novel ambientate nelle vicinanze di Chioggia. L'ingresso è gratuito. Pescheria Cam. Vi aspetta sempre con gli orari tradizionali dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 alle 12, al pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12:30. Gli esperti operatori della Pescheria Cam sono a disposizione per offrire il meglio del prodotto adriatico e di importazione, con la consueta garanzia di convenienza e qualità. Pescheria Cam, con sede all'Isola Saloni di Chioggia, lavora su ordinazione e prenotazione al numero 041 55 33 591. Di tornare all'amata stagione delle sagre veneziane com'erano, dov'erano, non è ancora il momento, ma sul fronte delle manifestazioni in laguna, tra le poche ancora a misura di residente, qualcosa si muove. Dopo le inevitabili cancellazioni dell'estate scorsa, la serrata programmazione di feste e sagre cittadine si riaffaccia sul calendario degli eventi veneziani con molti compromessi e qualche slittamento. Niente fritture di pesce a San Pietro né costicine a San Giacomo dell'Orio. Troppo presto per i celebri stand gastronomici, ma l'inesauribile impegno di volontari che ogni anno in tempi normali rendono possibile questi momenti conviviali diffusi in tutta la città ha rimesso in moto la macchina delle associazioni storiche. Così la festa di Sant'Antonio, San Francesco della Vigna, vivrà di piccoli eventi diffusi, come lo spettacolo teatrale nel chiostro di domenica scorsa o la mostra della grafica Anna Fietta ospitata dai negozi della zona. A San Piero del Casteo per forza di cose non potranno arrivare le consuete 5-6 mila persone a serata,
Così la festa si concentrerà su momenti religiosi, sportivi e culturali, dalle regate delle Marie e di San Piero alle escursioni in Arsenale con la barca ibrida, dai concerti in basilica agli spettacoli di burattini in patronato. A San Giovanni in Bragora sarà questione di ore per la festa del solstizio d'estate, il 26 giugno, con un concerto con omaggio a Vivaldi, uno spettacolo di luci e ombre e la proiezione in campo del documentario Venezia, faro del mondo. Mentre all'Angelo Raffaele ci sarà solo 1 o 2 giorni dedicati ai più piccoli e la festa del Peocio agli Alberoni verrà invece completamente cancellata. Sceglie la strada del rinvio e la San Giacomo Benefica, con il tentativo di far slittare l'omonima manifestazione all'autunno, confidando in una condizione pandemica finalmente più clemente. L'appuntamento di culto con la pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria da Leo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17 anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita.